L'avete mai vista la corsa più pazza del vento? Oggi ve la mostro io. Quasi 40 km in mezzi campi, solo con i cinquantini. 40esima edizione, 57 partecipanti. Ritrovo alle 7 dove si mangia e si beve. Ci sono 4 tappe dove si mangia e si beve sempre. Una mega cucina mobile. Non solo i residenti Santa Giustina in Colle, ma è una festa per tutti. Non mollare! Ecco, questo è un arrivo di tappa. L'accordo. Si chiama Camel Campi. Passo alle 10 al mattino e questa è la terza tappa. La mattina! È partita alle 8? Alle 8. Quest'anno è bagnata, scivolosa. Una cucina mobile, fornita di tutto. E fa tutte le tappe a 10 all'ora, trainata alla ombra. Onda ed è ombra. Siete che buoni, anche leggermente piccanti. Con mortandea, con acciughe. Da dietro sembra Rambo e davanti è Strambo. Cucina ambulante. La fiore cucina Murei, quinta brustoa. Tutta sera una fettina quinta, raga. Sì. Guarda che sfora. Il pilota, il meccanico, sì? Seriami. Siamo all'arrivo, adesso si va alle premiazioni, si va a mangiare e bere ancora. Sindaco, la Camel Campi è un evento straordinario, indice di amicizia e socializzazione che coinvolge molte da generazioni. fumare. Un po' particolare, però. Molto particolare, ma comunque sono belli per questo. E si fa ogni prima domenica di febbraio. E voi lo conoscevate questo evento?